Salve a tutti, vediamo ora come risolvere un'equazione lineare con due valori assoluti. Di solito i valori assoluti creano molte difficoltà agli studenti, però adesso vediamo un'idea come risolverlo in modo abbastanza semplice. Allora basta ricordare questo del valore assoluto. Se noi abbiamo un valore assoluto ad esempio di 6, questo è 6. Se dentro abbiamo un valore positivo, il valore assoluto ci dà, non cambia nulla. Se abbiamo un valore assoluto ad esempio di meno 4 è 4, però questo 4 possiamo pensarlo come meno 4. Quindi in pratica il valore assoluto, se dentro abbiamo un valore negativo, va a cambiarlo di segno e quindi dobbiamo scrivere come due espressioni distinte, perché in dipendenza dalla x questo sarà o positivo o negativo, e anche questo dobbiamo scrivere due espressioni distinte e poi sostituirle dentro l'equazione. Adesso vediamo in pratica come fare. Allora, noi questo valore assoluto di 2x più 4, valore assoluto 2x più 4 avrà due possibili espressioni. Uno è lui stesso e l'altro è il suo opposto. Il suo opposto, dobbiamo cambiare il segno a tutti i termini, è meno 2x meno 4. E questo quando vale? Quando rimane lui stesso, quando 2x più 4 è positivo, 2x più 4 mettiamo anche uguale a 0, perché maggiore o uguale a 0, perché il valore assoluto è 0, rimane sempre lui stesso. E invece abbiamo questa espressione quando 2x più 4 è negativo. E adesso questa condizione qua la riscriviamo. Allora, più 4 può andare dall'altra parte, diventa meno 4, poi dobbiamo dividere ancora con 2, meno 4 diviso 2 fa meno 2, quindi abbiamo questa espressione quando x maggiore o uguale di meno 2, e questa ovviamente negli altri casi quando x è minore di meno 2. Quando x è maggiore o uguale a meno 2 abbiamo questa espressione, quando x è minore di meno 2 abbiamo questa. Facciamo una cosa molto simile per x meno 5. Valore assoluto di x meno 5 è sempre x meno 5 stesso, oppure il suo opposto, meno x più 5. Abbiamo cambiato segno a tutti i termini. La prima condizione è vera quando x meno 5, cioè quello che abbiamo qua dentro, è maggiore o uguale di 0, e la seconda espressione quando x meno 5 è minore di 0. Di nuovo riscriviamo queste condizioni, basta portare questo dall'altra parte, quindi quando x è maggiore o uguale di 5, perché meno 5 portato a parte diventa più 5, e questo nell'altro caso quando x è minore di 5. E allora adesso seguite come farei io senza andare a complicare come spesso succede. Questi meno 2 e 5, se li mettiamo sulla retta reale, la separano in tre regioni. Ragionate in questo modo che magari non avete mai visto, vedrete che diventa tutto più semplice. Abbiamo meno 2 e 5, basta metterli nell'ordine corretto, non serve che siano in proporzione le distanze. Allora, abbiamo tre regioni. Quando siamo sotto meno 2, cioè quando ci troviamo qui siamo sotto meno 2, ma contemporaneamente siamo sotto 5, e quindi valgono questa condizione e questa condizione. Avremo questa espressione e questa espressione, quelle tutte e due cambiate di segno, e riscriviamo la nostra equazione così. Questa però vale solo qui, in questa regione. Invece di 2x più 4 in valore assoluto mettiamo meno 2x meno 4. Questo meno 5 lo lasciamo come sta perché stava fuori dal valore assoluto. È uguale, qui mettiamo meno x più 5. Sono comunque quelle condizioni che stanno scritte là. Quando ci troviamo in questa regione siamo sopra il meno 2, e quindi qua avremo l'espressione 2x più 4. 2x più 4. Questo meno 5 lo ricopiamo com'è perché non era nel valore assoluto, e quando stiamo qui stiamo comunque sotto 5, e allora abbiamo meno x più 5.
quando siamo in questa zona siamo sopra 5, ma siamo contemporaneamente anche sopra meno 2. Quindi valgono questa condizione e questa condizione. Abbiamo 2x più 4 e x meno 5. Boh, scriviamo 2x più 4. Questo meno 5 non era nel valore assoluto, rimane com'è. E qui abbiamo x meno 5. La nostra equazione di partenza diventa così qui in questa regione, diventa così in questa regione della retta reale e diventa così in questa regione della retta reale. Adesso risolviamole tutte in parallelo, portiamo tutte le x a sinistra, tutti i numeri a destra. Allora qua abbiamo meno 2x, questo va dall'altra parte, più x è uguale, allora meno 4 meno 5 fa meno 9, va dall'altra parte, diventa 9 più 5. Qua abbiamo 2x, questo meno x va dall'altra parte, più x è uguale, 4 meno 5 fa meno 1, va dall'altra parte, diventa 1 più 5. Qua abbiamo 2x, questo x va dall'altra parte, diventa meno x. 4 meno 5 fa meno 1, va dall'altra parte, diventa 1 meno 5. Meno 2x più x fa meno x. 9 più 5 fa 14. 2x più x fa 3x, è uguale a 1 più 5 fa 6. 2x meno x fa x. 1 meno 5 è meno 4. Qua dobbiamo ancora concludere, questa la moltiplichiamo con meno 1 e trovo che x è uguale a meno 14. Questo divido con 3. 6 diviso 3 fa 2. Boh, qua ce l'avevamo già, x uguale a meno 4. Però adesso dobbiamo vedere se questo che abbiamo trovato è compatibile con la regione nella quale siamo. Anche questo, oppure volendo potremmo dire che questo lo mettiamo a sistema con la condizione di questa regione, cioè lo mettiamo a sistema con x minore di meno 2. Comunque vediamo qua, siamo sotto meno 2. X uguale a meno 14 va bene, sta in questa regione, quindi questo va bene, questa è una soluzione. X uguale a 2 sta tra meno 2 e 5, volendo possiamo mettere a sistema questo con la condizione che siamo tra meno 2 e 5, però va bene, è proprio questo valore qua, 2. Questo x uguale a meno 4, se lo mettiamo a sistema con la condizione x maggiore di 5, cioè questa regione, non ha soluzioni, cioè x uguale a meno 4 non sta in questa regione sopra il 5, quindi questa soluzione non è accettabile. Abbiamo trovato due soluzioni, questa e questa. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.